Amici di Sportisiri appassionati di calcio, ben trovati da Francesco Cammuca allo stadio comunale di Bagheria per la sfida tra il Bagheria Città delle Ville e il Licata, 17ª giornata, seconda di ritorno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. La capolista che la settimana scorsa, complice anche il pareggio tra Marsala e Unitas Sciacca, ha rosicchiato altri 2 punti sulle inseguitrici, va a fare visita a una delle squadre che per stessa ammissione dei Canarini e dello stesso mister Bonfatto ha creato più grattacapi al netto di un risultato comunque netto nella gara di andata. Bagheria che dal canto suo cerca il ritorno alla vittoria dopo lo scivolone di 7 giorni fa sul campo dell'Accademia Trapani, una partita molto intensa in cui gli uomini di Angelo Tomasello hanno forse anche un po' subito quella che è stata l'intraprendenza, la voglia di dimostrare dei trapanesi, reduci a loro volta da diversi arrivi importanti, diversi arrivi di lusso tra le proprie fila. È una partita molto interessante tra due squadre che cercano di giocarsela a viso aperto, da allenatori che non badano tanto ai tatticismi, badano più che altro a far giocare al meglio delle proprie possibilità le rispettive formazioni. Allora ci sarà modo, ci sarà possibilità di divertirsi, tra l'altro in una giornata che, come vedete, è baciata dal sole qui a Bagheria dopo il diluvio, dopo i continui acquazzoni che nella giornata di ieri hanno tra l'altro condizionato anche il nostro servizio su Aspra Gemini, per il quale torniamo comunque a scusarci, ferma restando la mancanza di nostra volontà nel trasmettere la partita. Intanto inizia il match, mettetevi comodi, prende il via Bagheria Licata col primo giro al pallone dato dalla squadra che per il momento comanda dopo le prime 16 giornate la classifica del campionato e che cerca subito il palleggio nella metà campo offensiva. Attenzione subito a Micchi, fermato da Capitan Florio, poi la palla giocata a destra su Arario, il cross subito al centro e l'inserimento di testa da parte di Lapiana con la palla che termina fuori. Quindi subito opportunità dopo 25 secondi per il Licata. Licata che anche nel match di andata disputato per l'occasione a Ravanusa partì molto forte e sbloccò subito la partita in quello che era anche il periodo magico di Peppe Tedesco, a segno già nella settimana precedente contro il Camarat in quello che fu il primo turno di Coppa. Intanto occhio alla prima giocata manovrata da parte del Bagheria con lo scarico indietro di pettinato su Valenti. Intendo anche il primo momento, tra virgolette, più tranquillo della partita per andare alla lettura delle formazioni delle due squadre, partendo naturalmente dal Bagheria che schiera Cannizzaro in porta, poi Gallina Costa, Pennisi, Petrullo, Florio, Caracappa, Ballariano, Abate, Fontoura e Giglio a completare l'11 a disposizione di mister Angelo Tomasello. Risponde dall'altra parte il Licata capolista con Valenti in porta, poi in difesa ci sono Brugnone e Tedesco sugli esterni, centrali Calaiò e Pettinato, in mezzo al campo Palmisano con Greco e Merola, in attacco come abbiamo già visto Arario e Micchi a completare il reparto Calogero Lapiana. Intanto attenzione a questa uscita spericolata di Valenti che poi ritrova il pallone, preferisce giocarla con i piedi piuttosto che provare ad abbrancarla, ma intanto recupera il pallone con Gallina il Bagheria. Il tocco per vie centrali per la giocata di Fontoura che allarga per l'avanzata da parte di Caracappa, fermato senza fallo secondo il direttore di gara. Poi Pennisi con l'anticipo su Micchi, quale torna sul pallone, vince anche il rimpallo. Allora buon gioco il 22 del Licata, posizione regolare per Brugnone che riesce a scambiare con Arario. Occhio a questa palla messa in mezzo, la chiusura da parte di Salvo Florio che poi spazza più lontano che può. La Fontoura anticipato, poi Capitan Calaiò la gioca indietro. Oggi niente porcaro per il Licata con questo trittico difensivo molto esperto, trittico di centrali difensivi esperto e vincente nel corso delle rispettive delle proprie carriere. Parte solamente dalla panchina, ma difficilmente vedrà il campo anche Santo Privitera, non nel suo momento migliore di forma, ma attenzione qui a Greco con la giocatona individuale, poi non riesce a servire la piana e allora buon gioco la difesa del Bagheria che avanza con Tancredi Pennisi, passato
da una sponda all'altra della città delle ville, prima al 90-011, poi ai nerazzurri di Tomasello, dopo le due eccellenti stagioni a Castelbuono. Qui intanto la palla recuperata da Pettinato, Brugnone, testa alta, può avanzare, serve Palmisano, tocco per vie centrali con Arario che cerca di liberarsi, la scelta è caduta su Arario e sulla Piana, questa volta sugli esterni, in casa Licata, quindi panchina per Minacori e per Esposito, fermo restando che in panca c'è anche un certo Vincenzo Manfrè che sicuramente vive questo ballottaggio continuo e costante con Micchi. Qui intanto il tentativo dalla distanza col pallone che si perde fuori, conclusione di Ballariano, la lascia sfilare non senza patemi d'animo Federico Valenti. Approfitto anche per leggere le due panchine con i due portieri Crisafulli e Pileri per il Bagheria, che porta con sé anche Lopresti, Boatta, Pizzo, Vetrano, uno degli ultimi arrivati, Picone e Viola. Licata che in panca porta il secondo portiere Mazzola, poi Massaro, Privitera, Esposito, Manfrè, Lanza, Bennici, Minacori e Tomi Flores. Qui intanto il tentativo di anticipo che non va a buon fine sulla Piana, poi chiude benissimo la porta Florio, che deve però concedere il primo calcio d'angolo della partita. Tandem che per realtà è stato, tra virgolette, smontato, il tandem Costa-Florio. Adesso Costa torna a giocare per vie laterali, visto l'arrivo al centro della difesa di Tancredi Pennisi. Ma occhio al calcio d'angolo, il primo della partita lo batte il Licata con Calogero La Piana, direttore di gara, che vuole vederci chiaro su quello che accade in area di rigore. In particolare Merola, chiamato a parlare col direttore di gara. Ora si può battere l'angolo con La Piana, pallone messo fuori da Petrullo, poi La Piana con l'aggancio, tocco su Arario che viene incontro i due esterni del Licata a dialogare, pallone messo in mezzo di testa Pennisi, poi la giocata di Fontoura che non funziona, allora prova ad andare Pettinato che calibra il cross, colpo di testa di Micchi, scusate, la palla che non finisce, troppo lontana dai pali. Prova subito a farsi vedere il centravanti classe 98, arrivato a dicembre. Per il momento, dal punto di vista delle palle gol, più Licata, Bagheria che comunque sta cercando di costruire, e va detto che il Licata in qualche modo non sta facendo troppa ostruzione, sapendo di poter contare su qualità in abbondanza per ripartire. Fontoura prova ad andare, cerca di mettersi in proprio il 10, giocata, poi cerca di inserirsi Caracappo, anticipato da Pettinato per il rilancio di Valenti, controllo di Gallina, poi Petrullo, colpo di testa in avanti da parte di Ballariano, poi recupera ancora palla il Licata. Gestione da parte di Valenti, lancio lungo a cercare Micchi, duello con Florio che ha la meglio, poi Pennisi con l'anticipo su Palmisano decisivo, direttore di gara che fischia, fuori gioco evidentemente di Nicolò Micchi. Caracappa indietro a Pennisi, poi chiamato in causa Cannizzaro che rilancia morbido ma male dalle parti di Gallina, che allora sarà fallo laterale. Tanto naturalmente provvederemo anche all'aggiornamento dei campi del girone A di eccellenza. Si è già sbloccata una partita, ma
Lo dico dopo, pallone che scorre intanto sul cross da sinistra di Lapiana, arriva Arario sulla controgiocata dall'altra parte, occhio all'11 che danza col pallone, propone il cross, colpo di testa a mettere fuori Di Pennisi, ma ancora azione dall'altra parte, Lapiana 1 contro 1 con Gallina che devia il suo cross, interviene Petrulla a mettere fuori, pettinato, va a calciare, colpito in pieno Caracappa, si lotta lì in mezzo, poi alla fine conquista un ottimo calcio di punizione Giglio, dicevo, della prima partita che si è sbloccata, che è quella che si gioca ad una manciata di chilometri da qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri, in gol la Don Carlo contro l'Accademia Trapani e secondo gol in una manciata di minuti dal suo arrivo in Italia per Lautaro Canitano, che va a comporre questa coppia argentina con Garriga, senza dubbio molto pericolosa e molto interessante. Qui intanto entrata ai danni di Caracappa, calcio di punizione per il Bagheria, che oggi gioca in tenuta all white per consentire anche agli ospiti di giocare con la consueta divisa blu con le bande gialle. Intanto un po' di nervi tesi con Arario e Petrullo. Direttore di gara che riesce a dirimere la questione e far ripartire il gioco. Punizione per il Bagheria, pallone sui piedi di Cristian Costa. Pennisi. Florio alza la testa, prova a passare via centrali, scivola però Ballariano, allora attenzione alla ripartenza delicata, c'è però il controllo non perfetto di Lapiana e allora buon gioco ancora Florio, altro lancio, cercare Giglio anticipato da pettinato, poi Lapiana, Palmisano, verticale, interviene Costa, poi Brugnone in qualche modo in avanti, Merola, Arario, converge, poi passa da pettinato che fa il velo un po' artefatto, non facile da leggere per i compagni, ricomincia comunque Benny Calaiò, Greco, Brugnone, pettinato quasi in posizione di playmaker, tenta la giocata in verticale, non gli riesce dalle parti di Micchi, allora rimessa a Bagheria, scaduti i primi 11 minuti del primo tempo, vige la parità e vigono le reti bianche, mentre butta via la palla Calaiò, altra rimessa per il Bagheria, qualche metro più avanti, con Fontoura che cerca e trova Giglio a fare la punta praticamente, a svariare, a cercare di svariare sul fronte offensivo, Caracappa con il cross, pettinato fuori, Micchi con la sponda volante sulla piana, Arario di testa, l'anticipo secco di Florio che leva la sedia a Palmisano, e allora c'è l'avanzata col tocco per vie centrali su Fontoura, fermato il 10. Avanza il piccolo trotto Palmisano, ci sono due giocatori in fuorigioco, allora Palmisano va da solo, Palmisano ingresso in area, Palmisano, Cannizzaro, Palmisano! Il più lesto di tutti in un'azione strana dell'attacco del Licata perché c'erano due giocatori in fuorigioco e allora Palmisano approfitta della distrazione e fa 0-1. Qui tutti stavano guardando Micchi ed Arario che erano chiaramente in fuorigioco. Palmisano, allora, piuttosto che servirli, ha detto vado da solo, tanto non mi marca nessuno. E allora vado dritto, vado dentro. L'opposizione iniziale da parte di Cannizzaro, il quale poi nulla ha potuto da terra sul tap-in del centrocampista in maglia numero 8 che continua a segnare e soprattutto a fare gol pesanti, perché questo è un gol pesante, sblocca la partita e la mette sul piano preferito dalla capolista, che adesso può anche gestire.
Tanto riprende il gioco al Comunale con La Piana fermato da Florio. Adesso vedremo anche quale sarà la reazione. Rimessa per Peppe Tedesco. Tanto La Piana prova ad andare col cross ribattuto e secondo giro in bandierina della partita per il Licata. Allora corner sempre da quella bandierina, sempre da quel lato, con la traiettoria a rientrare di La Piana, mentre il direttore di gara guarda con attenzione il traffico all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Il direttore di gara che adesso dice non parlo più, adesso agisco, se vi vedo trattenere fischio da una parte o dall'altra. Cannizzaro con i pugni a mettere fuori. Poi Gio in qualche modo devia, interviene Tedesco. Poi il tentativo di anticipo da parte di Gallina che lotta con La Piana, la meglio quest'ultimo che verticalizza subito per Arario. Arario con uno sguardo in mezzo, chiude Petrullo, ancora Arario per la seconda giocata, gli concede il sinistro Ballariano, allora va sul destro, cross di Palmisano, poi Greco con la giocata, l'ennesima. Palmisano, cross su Cannizzaro che la chiama, la prende in volo. Fa salire i compagni il portiere del Bagheria. Quarto d'ora, il primo quarto d'ora se n'è andato nel primo tempo. Licata avanti già da quasi 3 minuti con la giocata in solitaria di Luca Palmisano. Caracappa verticalizza, non può arrivare Giglio. Deve cercare naturalmente queste giocate il Bagheria, anche perché la stazza dei giocatori più offensivi di Tomasello è decisamente inferiore rispetto ai difensori centrali del Licata, ma a quel punto bisogna raccogliere la possibilità di prenderli di infilata, di prenderli in velocità. Intanto a terra Costa, scontro con Arario, calcio di punizione, direttore di gara che catechizza sia il difensore che l'attaccante, in ogni caso punizione Bagheria con Petrullo. Scambio con Pennisi. Avanza il 4 che cerca e trova un altro scambio, questa volta con Caracappa, poi Ballariano per Abate. Palla a sinistra dove c'è Fontoura, preso subito da Brugnone, poi arriva anche Merola a completare il disimpegno. Sarà comunque fallo laterale per il Bagheria davanti alla panchina del Licata con Cristian Costa. Viene incontro Caracappa, non si muove nessun altro, Costa cerca compagni da servire, arriva adesso con Fontoura, poi ancora Costa, gioco pericoloso di Merola che protesta non appena sente il fischio che però ci sta e porta ad un calcio di punizione già battuto da Costa. Il direttore di gara dice devi battere dove sono io. Punizione che verrà battuta con Costa nascosto nell'inquadratura dalla panchina occupata da Licata. Ancora una volta problemi nel trovare compagni. Arriva adesso Samuele Caracappa che prova a liberarsi, scarico Costa in avanti per Fontoura che per ora spalle alla porta e quindi non poteva correre su questo lancio. Palmisano dove c'è Petrullo con Abate, poi palla scucchiaiata a cercare Fontoura, chiusa molto bene dai difensori ospiti, poi errore di Gallina, attenzione alla ripartenza. Tedesco con La Piana che torna indietro, sterza, lo ferma Abate, conquista comunque fallo laterale il numero 10 della squadra giallo-blu che adesso riparte dal suo portiere Valenti. Lancio teso e fiondato, cerca Micchi che forse la tocca anche con una mano, risolve comunque Costa andando da Ballariano. Costa, Petrullo,
nuovamente dal numero 3 che si appoggia a Pennisi, alza la pressione con i suoi attaccanti in Licata, si prende anche una licenza Cannizzaro che va a lungo ma sbaglia. Brugnone, Arario, Greco, finta di corpo, non abbocca. Qui Petrullo che riconquista senza subire fallo. E allora attenzione alla ripartenza. Ballariano, sono in 5 del Bagheria. La palla su Giglio che è in fuorigioco. Fuorigioco sul quale si protesta. Non protesta più di tanto Giglio, il destinatario del fischio. Tanto anche per gli interessati, per chi non sta riuscendo a seguire la partita tra Mantova e Palermo, è avanti la squadra rosanero col gol di Ceccaroni. Intanto occhio, torniamo in eccellenza, torniamo a Bagheria Licata col pallone recuperato da Costa che deve proteggerla e deve in qualche modo anche liberare la zona. Non riesce a farlo e allora calcio d'angolo per il Licata, il numero 3 per gli ospiti. Altra battuta con effetto ad uscire probabilmente con la Piana che in realtà gioca corto con Arario. Scambiano i due. La Piana col cross di Mancina deviato, Fontoura la gira forse in maniera troppo frettolosa, risolve la Piana che la mette direttamente oltre la linea di fondo. Sarà rinvio per Cannizzaro e per il suo Bagheria. Costa, Gallina, lungolinea su Abate. C'è tanto spazio adesso per Caracappolo, prende tutto e lancia per Giglio, posizione regolare. Giglio può andare fuori gioco di Giglio. Sembrava regolare la posizione di Giglio, a dire la verità. Dunque, episodio da Moviola al minuto 21, che Giglio era riuscito a scappare alla guardia della linea difensiva, graziata dalla bandierina del secondo assistente. Questo, qualora fosse confermato quanto sto dicendo in telecronaca solamente sulle mie sensazioni, è un errore grave, che la giocata non era neanche così veloce, neanche così difficile da gestire, visto che tanto Giglio era davanti al guardalinee. Ma prova a ripartire ancora il Bagheria con Fontoura, il quale vede ancora il momento di Giglio, questa volta posizione regolare, Giglio! E questa volta se lo divora lui. Il gol dell'1-1 lanciato perfettamente da Fontoura. Questa volta non ha funzionato la trappola del fuorigioco del Licata e Giglio, arrivando forse anche con il passo veloce, non è riuscito a calibrare il tocco per battere Valenti, che ringrazia e riparte da fondo. Allora da capo con Benny Calaiò e Licata, Brugnone, spalla alla porta Arario, l'anticipo di Petrullo, poi Abate, più intenso il Bagheria in questi minuti. Florio, si è aperto Gallina, la palla è per lui. Gallina per vie centrali, non trova né Giglio né Caracappa, regala palla a Licata, il numero 32. Provato in tante posizioni, già dall'anno scorso da Tomasello, il giovane Jolly, che si sta adattando anche in maniera positiva e incoraggiante nel ruolo di terzino destro, ruolo che tra l'altro in avvio di stagione era occupato da Ballariano, il quale ora di fatto gioca a centrocampo e lo fa anche lui con qualità e anche con quella sfrontatezza gradita, molto gradita ai tecnici dai loro giocatori più giovani. Intanto si perde un po' di tempo per la battuta di questo fallo laterale per il Licata, superata la boa di metà primo tempo con Brugnone
che va lungo, sfiora Petrullo, la palla finisce direttamente dalle parti dei centrali del Bagheria con Pennisi che si affida a Cannizzaro, lancio lungo, arriva Giglio che vola al contrasto con Palmisano, l'arbitro vede un fallo di mani, credo del numero 11 che è rimasto anche a terra. Tanto anche un po' di chiarimenti tra Caracappa e Pettinato. Si rialza Raffaele Giglio in ogni caso. Punizione Licata proprio con l'ex Camarat che decide di verticalizzare su Palmisano. La tiene l'autore del gol che ha sbloccato e che per il momento decide la partita. Ora avanza Pettinato. Micchi non arriva, poi si calcia addosso Florio e la palla torna a Licata. La piana 1 contro 1, decide di convergere, poi scontro a centro area, ne fa le spese Micchi che viene ammonito. Lo scontro con Florio, direttore di gara, che evidentemente osservava già da un po' i movimenti a palla lontana, e questo sicuramente è un plus per il fischietto di questa partita, che dunque estrae il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo di Micchi. Petrullo, si muove Giglio, se ne accorge Calaiò che si è staccato apposta dalla linea del fuorigioco per inseguire il numero 11 avversario. Qui intanto Florio con il campanile, la palla rimbalza davanti alla piena, in qualche modo la controlla ma non riesce a gestirla. E allora prova a ripartire, Abate per il Bagheria, lancio facile da leggere per Brugnone che però non libera bene. E allora Fontoura, controllo, prova la giocata, viene fermato da Merola senza fallo. E allora Licata in possesso con Greco. Tedesco, la piana. Scucchiaia per la corsa dell'ex Canicatti, il quale viene anticipato dall'intervento di Florio. Ancora Licata, Palmisano, Pettinato, Calaiò può avanzare a testa alta il capitano degli ospiti, il quale poi sventaglia a sinistra, colpo di testa da parte di Gallina in due tempi col tocco su Abate, poi tocco rischioso di Abate, palla persa dal Bagheria. Greco, Arario, può andare all'1 contro 1, preferisce andare a calciare, la palla si stampa sulla traversa, un siluro di Arario che sfiora lo 0-2. Non ci ha pensato un attimo, ha subito guardato la porta quando ha stoppato la palla. L'argentino, per cui ha rischiato di spaccare la porta, qui sembrava in traiettoria Cannizzaro, ma viene salvato dalla trasversale che nega il raddoppio a Licata. Tanto altra palla non gestita bene dal Bagheria, scade il 27esimo e Licata in possesso, Licata ad un passo perché si fosse appena collegato dal raddoppio con la traversa che ha detto di no ad Alan Arario. Intanto Florio gioca con Gallina, il quale appoggia a Petrullo, lancio lungo, sbucciato però dal playmaker del Bagheria, fallo laterale. Per completezza di informazioni, l'arbitro di oggi è Carlo Maria Dolenti della sezione arbitrale di Caltanissetta. Dalla sezione nissena anche il primo assistente, quello che agisce lato panchina, lato tribuna, ovvero Andrea Chiefalo. Secondo assistente Francesco Conti, sezione arbitrale di Enna. Il controllo da parte di Micchi che però serve Petrullo, poi continua a pressare il pivot del Bagheria. Sta facendo un lavoro più di sponda, più a servizio dei compagni.
senza per il momento trovare conclusione. C'è anche un cartellino giallo nella partita del numero 22 del Licata, che qui va a pressare. Pennisi, Ballariano, controllo orientato, poi cerca luce per servire i compagni, va da Petrullo, sempre lucido, ragazzo in maglia numero 8 a disposizione di Angelo Tomasello, che adesso spinge, ma c'è un altro errore di misura da parte di Gallina. Allora attenzione a Greco, che innesca la piana al piccolo trotto, alza la testa, cerca i compagni, trova la spalla sinistra di Salvo Florio e trova anche il quarto calcio d'angolo per la sua squadra. Tanto raddoppia la Don Carlo Misilmeri contro l'Accademia Trapani, in gol Totò Di Fatta. Comunque sembra risvegliarsi la squadra di Tommaso Napoli dopo le 7 sberle contro il Partinico Audace. Intanto occhio all'angolo che attraversa tutta l'area del Bagheria, vuole tenerla in campo, vuole giocarla subito Caracappa, scontro con Merola, si gioca anche perché la palla ce l'ha il Bagheria con Abate. Caracappa pressato, riesce in qualche modo a calciarla in avanti, controllo ottimo da parte di Fontoura, lancio poi di Pennisi nella terra di nessuno perché ci sono solo maglie blu a presidiare la zona. C'è Greco, Brugnone, spalla alla porta, ricomincia da Benny Calaio, che è sempre una buona idea in questi casi. Scade la mezz'ora al Comunale di Bagheria, è 0-1 con il Licata che comanda grazie al gol al 13° di Luca Palmisano. Licata che ha anche subito la reazione del Bagheria con l'occasione non sfruttata da Giglio a pochi passi da Valenti, e poi la traversa colpita al 27° da Arario con una gran botta dai 20 metri. Petrullo alza la testa il regista del Bagheria, Abate torna indietro da Gallina e allora a giro che parte da dietro Florio e Pennisi. Fontoura si è staccato per ricevere, la palla è per lui. Giglio, scambiano i due, ancora il 10. Fontoura cerca di liberarsi, allontanato da Greco, allora cerca di orchestrare a destra per Abate. Possesso palla Bagheria nella metà campo del Licata con Petrullo, si sgancia anche Pennisi, la palla è però per Costa, il quale controlla, atteso da Brugnone, indietro a Caracappa, è zona tiro per lui, infatti ci prova, palla che esce, la sorveglia Valenti, ma è comunque occasione Bagheria. Battuta corta con il Licata che qui rischia qualcosa con Calaio, poi Valenti si rifugia da Davide Pettinato. Greco a prendersi lui i palloni in mezzo al campo, poi sfoga l'azione a destra su Arario. Pettinato e sale palla al piede con tutti i suoi effettivi la squadra di Bonfatto. Tedesco, testa alta al piccolo trotto, propone questo cross, secondo palo Arario, sponda a cercare Micchi, anticipato, la palla rimane in aria, ci pensa Florio a metterla fuori, poi Gallina scivolando allontana, c'è Micchi, scarico sulla piana, posizione regolare del 10 che va a puntare Gallina, da fermo la piana, si appoggia a Tedesco, palla in mezzo, allontana senza grossi problemi Florio, ma ancora attacco vivo per il Licata. Greco, cambio fronte dalle parti di Arario, altra sponda aerea, colpo di testa poi di Ballariano e Petrullo che riesce ad uscire, almeno ci prova, poi la scivolata da parte di Abate, ma ancora il Licata che giganteggia negli ultimi 25 metri di campo del Bagheria. La piana, Arario, avvolgente l'attacco degli ospiti, chiude Ballariano ma c'è ancora il Licata in possesso, non esce il Bagheria, c'è Tedesco, palla per Greco che si è sganciato a sinistra, se la sposta, propone il cross lungo per tutti, scheggia la traversa
con questo cross diventato un tiro greco. Secondo legno colpito dal Licata in quasi 33 minuti e mezzo. Questa volta più fortuito, più casuale rispetto al gran tiro di Arario di poco fa. Qui intanto Fontora guadagna un buon fallo laterale in zona offensiva perché il Bagheria c'è. Tra l'altro, a proposito dello stadio comunale che continua ad essere chiuso al pubblico, da voci che abbiamo anche percepito ieri, qualcosa dovrebbe muoversi in questi giorni, perché domani altra riunione importante per capire quando poter riaprire la struttura anche al pubblico per le partite delle tante squadre scusate, le tante squadre dilettantistiche e giovanili che disputano le gare interne su questo campo. Si sta lavorando, quasi portando avanti anche a livello di colorazioni la struttura. È chiaro che siamo ormai nella seconda parte della stagione 25-26. Si potrebbe pensare ad un'attesa ormai, visto che mancano poco più di 3 mesi alla fine della stagione. Ma è chiaro che c'è anche l'intenzione di restituire il comunale ai bagheresi. Torniamo in cronaca. Giglio prova a convergere, Giglio sulla porta sul sinistro e zona tiro per lui, tiro deviato, calcio d'angolo. È il primo angolo della partita per il Bagheria. Sono ancora lontani i 4 eseguiti dal Licata, ma qui è una buona chance perché salgono i centrali, sale Costa. Partono però praticamente tutti fuori dall'area di rigore, fatta eccezione per Florio. C'è Costa, c'è anche Giglio che galleggia al limite, fuori anche Pennisi, fuori Costa come dicevo, fuori Petrullo. Fischia l'arbitro perché si può partire, la battuta lunghissima, diventa uno schema quasi con Pennisi che cerca di palleggiarla, non eseguito benissimo questo corner dal Bagheria, 9 alla fine più recupero. Tanto si toccava la bocca Pennisi, forse colpito in maniera fortuita da Pettinato, che si è subito scusato con il suo pariruolo. Calaiò, Tedesco, Pettinato per Calaiò, lancio lungo, Micchi col petto la domestica per Arario. Arario prova a passare su Ballariano che in qualche modo lo ferma, tutto ok. E allora si riparte dal fondo. Si rialza il numero 11 senza fare una piega, anche se secondo me qualcosa avrebbe voluto ridire. Infatti Ballariano tra l'altro si scusa. Giocatore corretto, oltre che molto bravo. Qui Palmisano irrompe sul pallone e lo recupera. Arario allarga su Brugnone che prova ad andare sul fondo, inseguito da Petrullo, mette in mezzo Cannizar. Con le mani subito per Caracappa, controlla in qualche modo, serve Fontoura, attenzione perché si è sganciato Giglio, la palla ancora per Caracappa che attacca frontale, attende il movimento, mano qui di Merola, giallo. Qui Merola fondamentale col fallo di mano, chiaramente da giallo, ma la palla stava passando dalle parti di Giglio e di Fontoura, che qui hanno orchestrato bene.
E calcio di punizione per il Bagheria. Petrullo sulla palla. Barriera mini con Arario e Lapiana per il Licata, fischia l'arbitro, alla fine parte Ballariano, la blocca, l'attende lì Valenti senza grossi problemi. Va subito a rinviare, fiondato alla ricerca di Lapiana, la palla passa nel contatto con Abate, poi Ballariano si rifugia indietro da Cannizzaro anche per far risistemare la sua squadra, che di fatto non aveva centrali di ruolo da quelle parti. Abate sbaglia e serve Merola. Palmisano in qualche modo anche con eleganza poi riesce a scaricare bene su Lapiana. Lapiana sterza, tiro cross di Lapiana che colpisce Tedesco, poi Caracap anche con eleganza se la porta avanti, lo ferma Calaiò. Lapiana, Palmisano alza la testa e cambia gioco, va a destra da Arario. Arario col controllo, se lo mangia però Costa, poi indietro Fontoura, Ballariano, Petrullo, esce con ordine il Bagheria da questa situazione complicata. Caracappa, Ballariano passa in qualche modo, lo ferma col fallo Palmisano. Calcio di punizione e qui il signor Dolenti che vuole parlarci su con Bonfatto, chiedendo anche di ridurre le proteste. Dice siete al 40esimo, avete già fatto 5 proteste, dice il direttore di gara. Partita comunque abbastanza scorrevole, abbastanza corretta. Sì, ci sono stati 2 cartellini gialli per Micchi e Merola, ma nel complesso poco o nulla da segnalare dal punto di vista disciplinare da entrambe le parti. Ballariano, rischioso per Petrullo. Caracappa, Fontoura converge, cerca di creare spazio per i compagni. Ballariano appoggia a Florio, c'è apertissimo a destra Gallina, si va invece dall'altra parte dove c'è Costa, di testa Brugnone, si impegna per tenerla in campo Merola e ce la fa anche, ma la palla ce l'ha Fontoura. Petrullo riesce a resistere ad Arario che poi allarga la lettone in maniera illegale. Calcio di punizione per il Licata, per il Bagheria, a poco meno di 4 dallo scadere dei primi 45. Gioca subito il Bagheria che vuole palleggiare, non vuole affrettare e prendersi troppi rischi. Fontoura affrontato regolarmente, poi ancora Costa in mezzo a 2, passa in qualche modo il pallone. Petrullo per Ballariano che apre a destra perché c'è Gallina che alla fine la palla la riceve. Ballariano chiama la palla e se la prende. Fontoura se la sposta sul destro, poi Caracappa, Petrullo fermato, allora attenzione perché può ripartire il Licata col lancio all'indirizzo di Micchi che però non ha il passo, arriva anche Cannizzaro a chiuderlo, attenzione perché la porta è vuota, c'è Palmisano con il lob, palla fuori, ma qui l'uscita di Cannizzaro esagerata e troppo rischiosa, per poco non viene punito per la seconda volta da Luca Palmisano. Allora riprende il gioco il Bagheria che ha corso un rischio poc'anzi, avevo appena finito di dire non sta correndo troppi rischi, poi Cannizzaro con questa uscita ha rischiato troppo, anche perché Micchi non era pericoloso in quella zona di campo, si era ancora presente davanti alla panchina dei padroni di casa e tra l'altro spalla alla porta protetto da 2 difensori avversari, quindi avventuroso a dir poco Cannizzaro. Intanto attenzione al lancio di testa pettinato svetta su Abate. Palmisano fermato da Giglio che è più lesto di lui, porta via il pallone. Giglio prova a puntare, converge sempre Giglio, il tocco corto per Petrullo che si inserisce, Greco col grande intervento in scivolata, col tempo giusto. Lapiana, Greco pettinato, lancio lungo del 6 a cercare Micchi, duello con Florio, l'arbitro vede la maglia blu di Micchi che si muove e allora punizione.
Punizione Licata che guadagna metri con Pettinato che la gioca corta su Palmisano. Ultimi 90 secondi, poi vedremo se ci sarà recupero. Tedesco con il cross fiondato, ferma tutto Florio sui piedi di Lapiana, conclusione che corteggia il palo alla destra di Cannizzaro. Già battuto il Bagheria. Florio abbatte in qualche modo, riesce a liberarsi la palla lunga. Calaio di testa, poi l'arbitro ostacola anche la corsa di Merola che comunque arriva. Caracappa, Fontoura con la giocata in mezzo a due, ancora il 10 che passa, grande numero, Giglio, sterzata, ancora a cercare Fontoura, chiude la difesa delicata, si sta accendendo Fontoura e questo può sicuramente essere un ingrediente per la partita. Costa, non passa in mezzo a due, rimessa Bagheria con Cristian Costa alla battuta. Sta per scadere il 45esimo, forse si gioca questa azione. Fontoura in mezzo a tre, sono troppi anche per lui, poi Greco, fallo del 10 di casa. Due minuti di recupero, già iniziati tra l'altro da qualche secondo, si gioca per altri 90 secondi. Calaio appoggia corto su Pettinato, il lancio corto, Gallina da una parte all'altra, ma c'era fuori gioco evidentemente di Lapiana, motivo per cui la palla torna di là per una punizione. Petrullo vede il movimento di Fontoura, prova a servirlo col lancio, Brugnone con la testa, poi Merola, sempre nel gioco aereo, fallo di Ballariano. C'è la punizione per Benny Calaio, ancora a sinistra a cercare Lapiana, colpo di testa dove c'è il solo Cannizzaro fare sulla palla, probabilmente ultima azione di questo primo tempo, divertente, con il Licata che l'ha sbloccata, ha rischiato di farsela pareggiare, ha sfiorato il raddoppio, poi ancora Bagheria che nel finale ci ha provato con le giocate dei suoi brevilinei come Gio, questa volta gioca a sinistra, passa con un rimpallo, poi il secondo rimpallo lo perde, allora si riparte da fondo, probabilmente non si batte nemmeno perché stanno scadendo i due di recupero assegnati dal signor Dolenti. Valenti fa salire i compagni anche per farli avvicinare agli spogliatoi, perché è presumibile che dopo la battuta l'arbitro fischierà due volte la fine del primo tempo. Così è. 0-1 al comunale di Bagheria per il Licata, sta decidendo la rete messa a segno al 13esimo in un'azione in solitaria da Luca Palmisano, occasioni da una parte e dall'altra, anche due legni colpiti dal Licata, la traversa di Arario e l'incrocio spizzicato col tiro cross da Greco. Comunque pronti a vivere anche un secondo tempo molto interessante qui al Comunale, ma intanto, come di consueto, le immagini dai campi targati sportivi e poi torniamo qui per il secondo tempo. Poi King, Bizzini mette il cross, Gambino stacca più in alto di tutti, il pallone si spegne sul fondo, prima occasione Akranas. C'è il recupero da parte del Gemini Converri che prova a far partire l'azione servendo Lucera, pallone sulla sinistra, Lucera davanti a sé Cipolla, il cross in mezzo a cercare Stassi ed il vantaggio del Gemini, ha segnato Giorgio Stassi sul cross di Lucera, si avventa Re Giorgio in area di rigore, firma
l'1-0 del Gemini. Vizzini, pallone in avanti a cercare Gambino, poi occhio all'inserimento di Rizzo, pallone che resta in area di rigore, poi la conclusione, alla fine Uniemi conclude, ma c'è stato prima un tocco con il braccio e poi Vizzini in avanti a cercare Gambino, chiude la difesa delle Gemini, poi King la conclusione, pallone che si spende alto sopra la traversa, sfiora, ancora Silvio Tripoli allarga su Vizzini che rientra, poi mette il cross a cercare King che prova la girata, pallone alto sopra la traversa, Uniemi, Messina, cross in mezzo Gambino e poi Tripoli appoggia in rete per il pareggio dell'Akragas, il gol del pareggio firmato da Silvio Tripoli. Cross e poi la conclusione al volo da parte di Miceli. In avanti a cercare Uniemi che entra in area di rigore, ancora Uniemi atterrato, calcio di rigore per l'Akragas e ammonito Ancona. Ora tutto pronto per questo calcio di rigore, fischia il direttore di Gama, Yama con il sinistro e colpisce il palo da parte di Gambino, alla fine recupera palla l'Akragas con Yama avanti a cercare il cross e poi spezza di testa Gambino. Yama la conclusione, spettacolare gol di Cristian Yama, un sinistro che si spegne sotto l'incrocio dei pali, un gol fantastico del numero 16 che si riscatta dopo il calcio di rigore sbagliato, far partire i suoi ragazzi. C'è il recupero palla da parte dell'Akragas con Natale Gatto, ancora Gatto che prova la conclusione e questa volta si concretizza in rete il gol di Natale Gatto. Camilleri, Tripoli si gira e mette il cross in mezzo, allontana la difesa, poi Gatto di nuovo segna un grandissimo gol Natale Gatto, mamma mia che gol, l'ho fatto di nuovo e l'ho fatto anche stavolta in maniera meravigliosa. Natale Gatto firma una doppietta, la promozione Coppa Italia promozione. La conclusione di Lucera, pallone che si spegne sul fondo, c'è il pallone per Gambino che guarda la porta e prova la conclusione, l'arbitro ha il fischietto in bocca e allora decreta la fine della partita tra Akragas e Gemini. Siamo qui con mister Piero Bettangona. Mister, possiamo dire per i tifosi neutrali è stata una bellissima partita perché hanno assistito a delle prodezze, poi voi nel primo tempo siete riusciti a fare davvero una bella gara, anche in gran parte del secondo tempo, e poi appunto hanno prevalso dei gran gol. In realtà nel secondo tempo mi aspettavo, come dire, un approccio diverso, ma forse abbiamo subito più loro da un punto di vista caratteriale, non siamo riusciti ad arginare come dire, il loro ritorno in gara, che era comunque scontato. Ne avevamo parlato negli spogliatoi prima del rientro del secondo tempo. È venuta fuori la maggior loro, come dire, qualità balistica, la loro maggior personalità, carisma, esperienza. Peccato, io ragazzi posso rimproverare veramente poco. Sono step di crescita di una squadra giovane, di una squadra che comunque ha bisogno in certi momenti anche di ritornare, come dire, di ricevere qualche piccola batosta, perché comunque è da queste, superando questi momenti, che comunque si cresce, si migliora, e noi ovviamente non l'abbiamo data, non diamo questo turno di Coppa assolutamente per vinto. Siamo abituati anche in passato a fare o come subire rimonte, per cui anche se il passivo forse diciamo un po' esagerato per quello visto in campo, anche se la vittoria
per il secondo tempo assolutamente meritata da parte dell'Agragas. Noi ci proveremo nella gara di ritorno, ci dobbiamo provare assolutamente perché la Coppa era e rimane comunque finché avremo minuti da giocare un nostro obiettivo. Sappiamo che è difficile, quasi impossibile, ma non impossibile, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai tifosi, alla società e al calcio, diciamo, anche per i tifosi neutrali, come dicevi tu, che ovviamente nella gara di ritorno si aspettano uno spettacolo, diciamo, di questo livello. Un riassunto perfetto del match di oggi. Adesso le volevo chiedere, una squadra che ancora oggi ha fatto, diciamo, un po' fatica anche per quanto riguarda le assenze, diversi titolari oggi erano assenti. Ma no, perché comunque sappiamo che noi abbiamo una rosa formata da 14-15, dico, non mi piace parlare di titolare, loro lo sanno, e se andiamo a controllare le formazioni ci sono state sempre tante rotazioni perché cerco di coinvolgere tutti, tutti devono sentirsi pronti, tutti devono sentirsi titolari, poi ovviamente non tutti hanno lo stesso minutaggio, lo sanno, ne parliamo perché comunque è una rosa importante, abbiamo obiettivi importanti, però non mi sento dire che oggi c'erano assenze, semmai posso dire che oggi c'era qualcuno più indietro di condizione, ma non è ovviamente un alibi, è un dato di fatto perché comunque abbiamo Nana è rientrato da, come dire, poche settimane, altri giocatori che non sto qui a dire ovviamente hanno perso molte sedute per diverse motivazioni nelle ultime settimane, ma ripeto non è un alibi, anzi è, come dire, un momento di riflessione che ci deve far capire che se vogliamo e se dobbiamo aspirare ad obiettivi, diciamo, di ambiziosi, bisogna un attimino riassettarsi e partire dall'allenamento settimanale, ritornare al 100% se non di più per poter essere e dare il 100% in gara la domenica. Post partita di Akragas e Gemini, partita terminata per 4-1, siamo qui con Gianluca Muratore. Gianluca, è stata una gara combattuta nel primo tempo, anche in gran parte nel secondo, poi diciamo ci sono stati dei fattori chiave, ovvero possiamo dire 3 gol da parte dell'Akragas, uno più belli dell'altro, che hanno cambiato la partita. Sì, abbiamo interpretato il primo tempo alla grande, infatti siamo tornati nello spogliatoio con il risultato di 1-0 per noi. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco per la prima versione di gara, poi siamo entrati il secondo tempo, la gara ci ha schiacciati, gli episodi comunque, il rigore subito, pronti e via, il secondo tempo ci ha demoralizzati e comunque anche complimenti a loro, ai meriti e alle grandi prestazioni che hanno fatto. Sei stato sicuramente uno tra i migliori in campo da parte della tua squadra, infatti avete concesso praticamente pochissimo nel primo tempo, poi appunto nel secondo tempo Grazie cambiato la mille, sì, partita. e spero sempre di dare il meglio io per la squadra, per la società, per i tifosi che ci sono sempre vicini. Niente, speriamo di riprenderci alla grande, ora testa alla prossima e testa soprattutto al ritorno che ancora c'è una gara da disputare. Ecco dunque, testa alla prossima partita, giocate di sabato ad Aspra, cosa ti aspetti da questa partita? Niente, dobbiamo rialzarci più forti di prima, dobbiamo portare a casa i 3 punti perché comunque abbiamo il campionato dove siamo secondi, dove siamo a meno 3 dalla prima e quindi non abbiamo tempo di leccarci le ferite, di piangerci addosso, dobbiamo tornare più forti di prima e sono sicuro che sabato sarà la partita giusta. Post partita di Akragas e Gemini, partita terminata per 4-1, siamo qui con Luca Antona. Luca, è stata una partita che possiamo definire strana, perché nel primo tempo voi siete riusciti a dominare sull'Akragas, poi la qualità dei singoli ha diciamo stravolto la partita. Ma è stata una partita da due volti. Al primo tempo abbiamo approcciato benissimo, abbiamo chiuso in vantaggio sullo 0-1. Poi purtroppo quel gol nei primi 5 minuti, diciamo un po' a freddo, ci ha destabilizzato, anche perché dopo 5 minuti è arrivato il rigore e non siamo stati bravi poi a mantenere il ritmo gara. Comunque sia, voi in difesa avete giocato una signora partita concedendo veramente poco, poi abbiamo visto 3 gol da parte dell'Akragas straordinari, uno più bello dell'altro. Alla fine rimane questo rammarico, diciamo, di aver giocato una bella partita. Ma sì, abbiamo giocato una bella partita, credo per 60 minuti. L'ultima mezz'ora ci siamo un po' disuniti dopo il 2 e 3-1. Però non possiamo buttarci giù perché sabato abbiamo una grande gara, dobbiamo andare a Bagheria contro l'Aspra, che è una squadra che si vuole salvare e quindi noi dobbiamo per forza di cose fare il risultato.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui allo stadio comunale di Bagheria tra Bagheria e Licata. Il parziale dopo i primi 47 minuti è di 0-1, come potete vedere in sovraimpressione. La rete decisiva per il momento porta la firma di Luca Palmisano. Nessun cambio da entrambe le parti, dunque riprendono la partita gli stessi 22 che l'hanno iniziata e che per il momento hanno anche disputato il primo tempo. Primo giro al pallone della ripresa verrà dato dalla formazione di casa, che ha cercato di reagire, ha cercato di riportarsi in parità con un'occasione avuta in particolare da Giglio. Dall'altra parte occasioni per lo 0-2 con la traversa colpita dall'aria con una gran botta dei 20 metri e poi con un incrocio dei pali spizzicato da Greco con un tiro cross pericoloso. Breve anche la rilettura delle due formazioni dopo che il direttore di gara, il signor Dolenti della sezione di Caltanissetta, darà nuovamente il via alle ostilità e allora si riprende con il secondo tempo. Bagheria in completa tenuta bianca con Cannizzaro in porta, linea difensiva con Gallina a fare da terzino destro, Costa gioca a sinistra, i centrali sono Pennisi e Capitan Florio, in mezzo al campo Petrullo a fare schermo e anche a dare regia, a dare geometrie al centrocampo, completato dalla presenza di Caracappa e Ballariano. Attacco particolarmente tascabile con Abate e Fontoura sugli esterni. La punta centrale, per così dire, la fa Raffaele Giglio. 4-3-3 anche in casa Licata con Valenti in porta, il terzino destro è Brugnone, il terzino sinistro è Tedesco che sta battendo anche questo fallo laterale. I centrali sono Calaiò e Pettinato, in mezzo al campo Greco e Merola a completare la linea con il momentaneo match winner, ovvero sia Palmisano. La punta centrale la fa Micchi, gli esterni sono Arario a destra e La Piana a sinistra. Ballariano col lancio fiondato, letto bene da Brugnone, si era mosso alle sue spalle Fontoura, poi ancora Ballariano a preassere a recuperare un altro pallone, prova a partire il Bagheria sempre con i suoi tre attaccanti, spinge a sinistra Fontoura, sovrappone Caracappa, la palla invece è per Gio che mette in mezzo questo pallone. Valenti la fa sua senza grossi problemi. Tedesco indietro da Pettinato che alza la testa al piccolo trotto, il centrale, quella palla recuperata dalla Bagheria con però Abate che viene fermato da Palmisano, maglie che si allungano da una parte e dall'altra. Alla fine il direttore di gara neutralizza entrambe le giocate, c'è fallo laterale per la capolista del girone A di eccellenza che attende anche notizie dagli altri campi. Per il momento di notizie dagli altri campi ce ne sono poche, come il 2-0 della Don Carlo Misilmeri contro l'Accademia Trapani, l'1-0 con cui l'Unitas Sciacca sta battendo il Bagheria 90-0-11 col gol del capitano Saro Licata. Si è da poco sbloccata anche la gara di Castelvetrano con la Folgore che è sotto contro il San Vitolo Capo col gol del solito ormai Romito Bulades, ed è anche arrivato il raddoppio firmato da Tarantino, quindi 2-0 per la squadra di Colombo ai danni di quella guidata da Scalise. Per il resto tutti 0-0, tranne ovviamente Bagheria Licata, che è la partita che state guardando qui sul nostro canale YouTube. Ricordo come di consueto in serata gli highlights di questa gara e di altre due gare, anzi di altre 3 gare, sempre restando in eccellenza girone A. La sintesi di Don Carlo Misilmeri Accademia Trapani e di Camarat Marsala, e poi dal girone I di Serie D la sfida tra Castronfavare e San Biase, prima gara del 2026 in casa per gli uomini allenati da Terranova. Micchi difende il pallone, lo scarica con Merola che lo lascia sfilare su Arario, lancio lungo per la corsa di Micchi che parte in posizione regolare, l'anticipo di Pennisi, poi spazza Costa, dovrebbe essere entrato in tempo dal fuorigioco Abate, in ogni caso l'anticipa Pettinato. La Piana
Calaiò, scarico per Brugnone, poi scambio con Arario, avanza il terzino destro del Licata che prende campo, poi viene tagliato fuori in maniera regolare da Petrullo che recupera il pallone, avanza Petrullo, non riesce a prenderlo Greco, poi palla allargata a sinistra, Giglio costretto ad inseguirla, non riesce a controllarla, opportunità potenziale qui per il Bagheria. Tanto prepara le prime mosse, lo sentiamo con Tommy Flores pronto ad entrare nel Licata. Qui la giocata di Giglio, altro dribbling, Giglio ai 20 metri messo giù da pettinato, calcio di punizione per il Bagheria e questa è una zona molto molto pericolosa. Piccolo conciliabolo con il direttore di gara e con i giocatori in particolare del Licata che protestavano per l'assegnazione del calcio di punizione. Intanto da sistemare la barriera. Sulla palla Giglio, occhio anche a Pennisi, ma credo che andrà all'11. Coccodrillo anche nella barriera del Licata. E allora fischia l'arbitro. Alla fine parte Petrullo, giro! Super gol di Petrullo! La pareggia il Bagheria, una perla di rara bellezza da parte di Petrullo che esulta. E 1-1 al Comunale. Gran destro da parte di Petrullo che scavalca la barriera, batte Valenti, bacia il palo interno, pareggio per la formazione di Tomasello con una grandissima giocata individuale da parte di Petrullo. Intanto prepara i cambi il Licata. Dopo il pareggio pronti Manfred che prende il posto di Micchi, solita staffetta là davanti, pronto anche Tommy Flores. Per il momento il cambio di Flores è congelato, quindi solo staffetta lì davanti. E la si riprende perché è cambiato il punteggio da circa un minuto al Comunale di Bagheria, ha pareggiato la squadra di casa. C'è questa rimessa ora per Tedesco, prova subito a fiondarsi in avanti. La compagine di Bonfatto. Tedesco con il cross che spiove verso la porta, è costretto a smanacciarla, in qualche modo Cannizzaro per evitare guai, per evitare problemi. La palla messa in mezzo da Brugnone, lisciata da Pennisi, in qualche modo arriva Petrullo, bodycheck con Greco regolare, allora attenzione alla piana che mette in mezzo, c'è la deviazione, arriva Palmisano, stoppato dall'intervento credo di Costa. Poi Petrullo subito con il lancio, la corsa di Giglio, pettinato con le ultime energie rimaste, però a fermarlo poi ancora Giglio, vince il rimpallo. Giglio va giù, contatto, tutto regolare e l'arbitro fischia palla trattenuta da Giglio che rimane a terra.
Allora attenzione dall'altra parte perché le squadre sono lunghe. Manfred, primo tocco della sua partita. Tedesco, palla per la Piana che converge, cross, in qualche modo intervento, poi conclusione di Tedesco con la palla fuori. Le proteste di un furibondo Angelo Tomasello perché Giglio è ancora a terra dallo scontro precedente. Nel frattempo passato quasi un minuto, adesso si rialza il numero 11 catechizzato al direttore di gara. Batte Cannizzaro, palla per Gallina che il problema di controllarla e tenerla in campo, riesce a fare entrambe le cose. Poi battuta lunga, interviene Pettinato, poi Abate, ancora Pettinato, poi Greco, si lotta, arriva Giglio che porta il pallone agli avversari, ha una seconda chance dopo il passaggio sbagliato, indirizza su Fontoura. Si è acceso il Bagheria in questo avvio di secondo tempo. Fontoura, la palla larga per Ballariano, defilato, propone il cross, Valenti, dopo che Calaiò è riuscito a marcare perfettamente Caracappa. Allora attenzione all'altra parte, prova ad accendersi anche Arario, fermato da Petrullo. Calcio di punizione, fallo commesso dall'autore del gol che sta fissando il risultato sulla parità, sull'1-1. Tedesco, Palmisano, Manfred. La palla passa, arriva Gallina prima di La Piana, Abate con l'anticipo su Tedesco, poi in qualche modo la gira Giglio che forse toglie la palla dalla disponibilità di Abate, in ogni caso si alza questo lungo lancio, non riesce a controllare Manfred, arriva Pennisi per Caracappa, passaggio complicato da gestire per Florio che comunque va da Ballariano, indietro a Cannizzaro, vuole gestire senza troppa fretta e senza troppa frenesia il Bagheria che poi lancia con Ballariano verso Giglio, prova a scatenare i cavalli Giglio contro Pettinato, qui Giglio esagera con questo tentativo di volée che finisce comodo dalle parti di Federico Valenti. Palmisano, lancio verso La Piana, il contatto con Gallina irregolare secondo l'arbitro, la lascia rimbalzare Gallina che poi la tiene in campo. Adesso si alza anche un po' di tensione, che il Bagheria sente la possibilità di La Piana, palla per Palmisano che si è sganciato a sinistra, il cross esce male dal piede del numero 8. Intanto c'è un provvedimento disciplinare, un cartellino già alla parte del direttore di gara. Un dirigente per parte delle due squadre. Tanto arriva anche il terzo gol della Don Carlo Misilmeri con la firma anche dell'altro cannoniere argentino, però sia Garriga. Intanto è Licata che le tenta tutte anche per accelerare un po' i tempi, stava portando anche il suo secondo portiere a riscaldarsi dietro la porta di Cannizzaro per accelerare anche questa
gestione delle sfere. Qui intanto Ballariano con recupero palla, Petrullo, contatto, fallo di Merola. Tanto chiama anche Bennici, Lillo Bonfatto, toccherà anche a lui. Seconda mossa del tecnico Delicata. Petrullo non riesce a controllarla bene, allora si sgancia il Licata, è un 4 contro 4, palla lunga per la Piana che scarica subito per Manfrè, l'anticipo di Tancredi Pennisi. Arario la fa mettere giù contro Costa. Arario, cross ribattuto, serie di rimpalli, l'ultimo tocco è del numero 3 in maglia bianca e allora rimessa praticamente vicino alla bandierina per il Licata. Stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di gioco qui al Comunale di Bagheria, dove inizia all'orizzonte ad arrivare anche qualche nuvola minacciosa. Vedremo se ci sarà anche la variante pioggia nel finale di gara, ma occorre ancora qualche minuto. Attenzione alla palla che rimbalza al limite dell'area, scontro. L'arbitro indica la bandierina, quindi calcio d'angolo. C'è stato uno scontro sul tentativo di Greco, scontro con Ballariano, che è rimasto a terra. C'è l'ingresso di Bennici al posto di Merola, intanto prima della battuta del quinto calcio d'angolo della partita in favore del Licata. Sulla palla c'è sempre la Piana, sempre col destro, sempre traiettoria a rientrare per il numero 10 in maglia blu. Traffico nell'area piccola con pettinato al duello con Florio. Direttore di gara che si accorge di tutto, poi fischia. Batte la Piana, Cannizzaro col pugno sinistro a metterla fuori. Sul rimbalzo c'è Tedesco, poi l'arbitro vede a terra Florio. Rimasto giù il capitano del Bagheria, che adesso viene aiutato a rialzarsi. Tanto c'è da rigiocare perché la palla ce l'aveva Tedesco. E dunque la palla verrà scodellata dal signor Dolenti, come stiamo vedendo al Licata. Calaiò rischia qualcosa nel palleggio contro Gio, poi alla fine la gioca in avanti ed è una buona palla per la corsa di Brugnone che mette in mezzo Manfrè, mastica il pallone qui col destro e prova ad uscire il Bagheria. Con Fontoura, davanti a lui corre Caracappa, la palla è proprio per il 19, cerca l'anticipo Calaiò che sradica la palla dai piedi del numero 19 di casa, concedendo solo fallo laterale. Sarà rimessa per la squadra di Tomasello, che intanto continua a far muovere i componenti della sua panchina. Qui però c'è l'errore da parte di Fontoura, recupera il Licata. Servizio dalle parti di La Piana. La Piana alza la testa, cerca l'area di rigore dove c'è Manfrè anticipato da Pennisi. Palmisano sul recupero di Caracappa, poi Greco riesce a scaricarla su Brugnone. Arario con il cross a vuoto, qui Florio in qualche modo, anzi era Pennisi, in qualche modo da una mano gallina con la diagonale. Poi prova ad uscire
il Bagheria con Petrullo che protegge la palla in mezzo a due, in qualche modo scarica su Abate, è lucido a cercare Fontoura, ma è bravissimo anche Brugnone con la scivolata, perché qui se Fontoura passa è 3 contro 3 e con la rapidità del 10 e di Giglio poteva essere un problema, invece Brugnone è fondamentale col tackle. Con le mani Costa, di testa Greco, poi Abate, controlla ma non benissimo, poi va a ringhiare e va anche a recuperare il pallone, allora avanza Abate che vuole lavorare il pallone senza affrettare. Abate con lo scarico, Fontoura per prendere il centro, scambio con Ballariano, ancora Fontoura con il tocco a cercare Caracappa. Caracappa ingresso in area, passa dal centro, ma Fontoura si ferma. E qui era stata intelligente la giocata di Caracappa, non seguita dal suo numero 10. Poi Pennisi, contatto con Manfrè, fallo del Caprone, calcio di punizione per il Bagheria. E va a battere Petrullo, che proprio con quel destro, proprio su una punizione, ha fissato per il momento il punteggio sull'1-1, quando si sta chiudendo anche il 20° del secondo tempo, allora siamo quasi a metà frazione e si avvicina anche il momento in cui ogni secondo conta, ogni giocata può essere quella giusta. Gallina con le mani, di testa pettinato, poi Greco, Palmisano aggredito da Abate, costretto a indietreggiare, l'autore del primo gol della partita, sempre Palmisano a usare il fisico e poi ad usare il destro per andare indietro da Valenti. Lancia Valenti ancora su Palmisano che può anche controllarla, su di lui Abate, viene anche raddoppiato Palmisano, non ci sono tocchi di giocatori del Bagheria, giusta la decisione del primo assistente, perché anche vista da qui l'ha proprio persa Palmisano, che protesta forse più per giustificare la defiance che non per reale convinzione. Gallina con le mani, trova Tedesco, poi la piana, lavora il pallone spalla alla porta, si gira e serve Arario. Arario completa il giro andando tutto a destra da Brugnone. Lungolinea, interviene Costa. Poi il tocco di Caracappa, si accendono anche i riflettori qui al Comunale, perde palla e forse si fa anche male Ballariano. Naturalmente si continua. La piana, gli corre davanti Tedesco, la palla è per lui, prova ad allungare la falcata Tedesco che mette in mezzo il pallone, scavalca la traversa e non trova la porta. Tanto scocca ora il momento di Thomas Flores, terza mossa per Bonfatto, argentino arrivato a dicembre dalla Don Carlo Misilmeri, dopo che nella scorsa stagione ha vinto da protagonista in eccellenza con l'Athletic Club Palermo. Attenzione alla corsa, Fontoura 3 contro 3 all'improvviso per il Bagheria. Caracappa se la sposta sul destro, palla altissima, occasione sprecata qui da Caracappa. Proprio quando arriva il cambio, proprio quando arriva il momento di Tommy Flores, esce Palmisano, dunque se ne va l'autore del gol che al 13° del primo tempo ha sbloccato la partita. Cambio logico tra le due mezziali offensive a disposizione di Lillo Bonfatto, che non si sta inventando nulla, sta cambiando i fattori. L'unico cambio un po' più offensivo è quello di Bennici, che in teoria dovrebbe aggiungere peso là davanti. Per il momento non ha toccato un pallone, ma non per colpa sua. Qui stacca Pennisi sulla testa di Manfrè, poi Ballariano, Petrullo giustamente, saggiamente va da Cannizzaro, rischia Cannizzaro con la giocata, poi palla direttamente alle parti di Brugnone. Brugnone mette in mezzo Bennici contro Pennisi, pallone che rimane lì, arriva Arario! Arario all'improvviso si accende e trova al 69° il punto che riporta avanti il Licata a Bagheria. La stoccata di Alan Arario che riporta avanti il Bagheria, il Licata a Bagheria,
All'improvviso la botta dell'argentino. Tra l'altro c'è stato anche qualche piccolo battibecco tra le due panchine, ma conta poco ai fini della partita. 21 più recupero da giocare. È cambiato ancora il parziale al Comunale di Bagheria. È tornata avanti la capolista con la stoccata di Arario. E recupera palla subito illicata dopo il calcio d'inizio. Manfred. Flores. Tedesco. La Piana prova a passare, ci riesce su Gallina, gran giocata ancora nello stretto di La Piana che vince anche il rimpallo su Abate, tiene il pallone in campo e lo crossa al centro. Ballariano in calcio d'angolo, il numero 6 per il Licata. Tanto è cambiato di nuovo il punteggio anche a Misilmeri, sono 4 i gol della Don Carlo contro l'Accademia Trapani. Con la firma ancora una volta di Lautaro Canitano. Sono 3 gol in altrettante presenze. Intanto occhio al calcio d'angolo con La Piana che la scodella sul primo palo, colpo di testa a mettere fuori la parte di Pennisi, e c'è l'opportunità anche della ripartenza per il Bagheria con Gallina che va a servire Fontoura, il velo che favorisce Caracappa, poi Giglio, la palla gli sbatte addosso e la tiene in campo, ancora Giglio, rimpallo su Brugnone, la palla non è uscita e allora si continua a giocare. Greco, pettinato, ultimi 20 in corso, poi sarà recupero qui a Bagheria. La Piana vuole rallentare, non vuole affrettare. La Piana, Greco, Arario. Col tacco, Manfred controlla a seguire, va giù appena sente la trattenuta, guadagna la punizione. Adesso tutta l'esperienza, tutto il mestiere dei veterani del Licata, i quali sanno che a questo punto, in tutti i modi possibili, urge portare a casa il risultato. Anche perché da Cammarata non arrivano aggiornamenti, quindi da Cammarata è ancora tutto sullo 0-0. Quindi sarebbero altri 2 punti rosicchiati al Marsala. Il tutto mentre il Partinica Audace non ha giocato con la Parmonval e quindi deve recuperare la partita. Occhio a Bennici che corre. Bennici, ingresso in area, gli sbarra subito la strada Salvo Florio che guadagna il massimo, ovvero sia rinvio dal fondo. Intanto doppia mossa pronta ormai per il Bagheria, con Viola e Vetrano pronti a entrare. Qui pettinato, la palla finisce direttamente in strada e allora eccoli i 2 cambi. Minuto 73 che sta per cominciare. Esce Gallina, entra Vetrano. Esce Abate ed entra Viola, quindi il cambio tra i 2007 è avvenuto, è venuto anche un cambio tra 2005, tra l'altro ha anche un altro under in campo che è il 2006 Ballariano, il Bagheria. Dunque le prime 2 mosse Viola e Vetrano per il Bagheria. Costa tiene la palla in campo, la appoggia a Cannizzaro. Florio. Lungo linea per la corsa ancora di Giglio, parte con un buon vantaggio Pettinato che però decide di mandare la palla ancora una volta fuori dallo stadio. Sarà fallo laterale. C'è la pressione regolare ai danni di Giglio da parte di Tedesco. Onestamente anche per me non ci sono falli. Manfred in mezzo a 2, balla sul pallone, lo tiene e lo serve a destra. Corre Brugnone, poi palla per Arario che anticipa Ballariano.
ancora Arario, verticale a cercare Manfrera, una gran palla, ma l'ha letta benissimo Tancredi Pennisi, che poi va a lanciare dall'altra parte, pettinato con la testa. Caracappa, poi Calaiò, lancio lungo, Costa la fa rimbalzare anche perché c'è Cannizzaro anticipato da Bennici, e poi sarà rinviato al fondo con Costa che urla, forse anche parole non ripetibili all'indirizzo del suo portiere. E allora si riparte corto con Pennisi che gestisce. Tanto Camarat in vantaggio col Marsala, col gol di Kevin Guadalupo. E da qualche sorriso che si vede stampato sui volti dei presenti qui di Casa Licata, evidentemente la notizia è arrivata anche sui loro smartphone. Petrullo con il tocco, poi Costa in qualche modo dove c'è Flores che va a lungo, Pennisi, poi Costa male, Arario, forse anche un po' di stanchezza in casa Bagheria, adesso anche le nuove leve, in particolare Flores, in casa Licata possono fare la differenza. Costa col fallo. E punizione già battuta. Fontoura scambia con Petrullo, prova ancora ad andare da solo, viene fermato regolarmente da un'ottima giocata di Brugnone. Manfrè protegge anche allargando la lettone su Caracappa, poi tocco per Tedesco, la piana. 1 contro 1. Prova ad andare contro Viola, ancora la piana, la virata improvvisa, ancora il numero 10 che tiene la palla incollata ai piedi, la cross e mezzo, allontana in qualche modo Florio, poi ancora il recupero solo per un attimo da parte del Licata con Greco che prima riprende la palla, poi la butta via. Arriva il momento del quarto cambio per il Licata, entra El Diavolo Antonio Esposito. Solita staffetta anche in questo caso, 0 rischi e anche 0 dubbi. Esce quello che per il momento a 14 più recupero dalla fine sta decidendo il match, ovvero sia Alan Arario. Una traversa nel primo tempo, una stoccata mancina all'angolino nel secondo. E alla fine il saldo è decisamente positivo per l'argentino, rimpiazzato da un altro giocatore abbastanza esperto di categoria, nonostante sia arrivato da pochi anni qui. Una promozione in D con la Nissa, l'anno scorso al Vittoria ancora bene, quest'anno a Licata vuole togliersi la soddisfazione già avuta in questo raggruppamento. Intanto c'è da concentrarsi su questa partita, su questi ultimi 13 minuti più recupero, con il Bagheria che adesso prova a spingere con le forze rimaste, ma bisogna anche fare i conti con il pelo nello stomaco, con l'esperienza e anche con la furbizia che una squadra abituata a vincere, con giocatori abituati a vincere, proverà a tirare fuori in questo finale di gara. La piana prova a puntare, poi Tedesco sul fondo, attende il momento dei compagni, crossa con la palla che è già uscita e allora si ripartirà dal fondo, si ripartirà da Cannizzaro e adesso la palla arriva per il numero 1 del Bagheria che la gioca subito, anche rischiando un po' perché non era rientrato indietro il Licata, però alla fine il Bagheria riesce a gestire con Caracappa, tra l'altro disorientando quello che è stato un suo compagno ai tempi della Don Carlo Misilmeri, ovvero sia Vincenzo Manfrè. Palla lunga di Petrullo, Fontoura è in posizione regolare, si muove Fontoura, palla per Vetrano, fronteggia il numero 9, ancora Fontoura fermato, ancora da Brugnone, cresciuto minuto dopo aver sofferto anche un po' nel primo tempo. Adesso piena consapevolezza, Manfrè con la solita giocata a tenere lontani gli avversari, poi Ballariano a recuperare il pallone, non riesce a tenerla Vetrano e allora l'ex Parmonval che non riesce ancora ad impattare su questa partita in questa sua nuova esperienza a Bagheria. Attenzione qui Bennici, bravo ad intervenire Viola, anche perché Bennici era misteriosamente solo a controllare questa palla. Costa alza la testa, cerca compagni, va da Ballariano,
quale non rischia, si affida a Pennisi. Petrullo, ancora l'ex 90-011 affrontato regolarmente da Benici. Allora attenzione alla ripartenza del Licata, sono in 5 con la maglia blu. Greco per Manfred che si invola verso l'area, calcio di punizione dal limite e giallo per Viola. Qualche dubbio su questa scelta? Comunque Manfred è andato giù abbastanza facilmente e rapidamente. Tanto calcio di punizione, dunque ancora si discute. La punizione per il Licata, siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Poi ci sarà solo il recupero, ma intanto La Piana con Caracappa a fare il coccodrillo nella barriera. Fischia l'arbitro. La rincorsa di La Piana che parte col destro a cercare il palo del portiere. C'era lì ben appostato Florio a dire di no. Il calcio d'angolo dunque, il settimo per il Licata con la battuta corta. Esposito, primo pallone della sua partita. La Piana, se la sistema finta il tiro poi lo fa partire adesso. Cannizzaro in calcio d'angolo. Tanto a breve altra mossa per il Bagheria. C'è la rincorsa di La Piana che chiama lo schema, pallone che spiove, colpo di testa di Manfred, pallone che rimane lì, il miracolo di Cannizzaro e poi palla allontanata con Licata che è ancora ad un passo dal punto dell'1-3. Poi Tedesco con il cross, Cannizzaro non la trattiene, arriva Costa, c'è il fallo. C'è l'uscita di Fontoura. L'ingresso, maglia numero 27 di Gabriele Picone. Riprende il gioco. Qui la palla subito giocata di testa pettinato. Poi La Piana, Tedesco. Colpo di testa di Pennisi, Petrullo, palleggio, poi riesce anche a tenerla su Flores, cerca compagni da servire, si è sganciato a destra Viola, la palla è per lui. Ballariano, rimpallo, rimessa per il Licata. Palla giocata da Picone, forse con un braccio greco si continua a giocare, allora Flores, La Piana con calma, il piccolo trotto sempre con la palla incollata ai piedi, sovrappone Flores servito.
Ancora la Piana. Cerca di lanciare in avanti, preso in controtempo Manfrè, non colpisce però bene Florio. Di testa Pennisi. Petrullo si sgancia, Giglio l'ha visto, ma è arrivato prima Tedesco. E allora la Piana prova ad andare, scambia con Manfrè, poi palla in verticale, non arriva a Bennici. Caracappa vira su Flores, poi insiste, rischia di perderla, la perde. Greco la calcia addosso ad un avversario, intanto si è fatto male Caracappa, credo crampi per l'ex Don Carlo Misilmeri, che viene subito accudito dal suo compagno Florio. Completa i cambi Licata nel frattempo con l'ingresso in campo di Minacori, esce la Piana. Tanto cambia anche dall'altra parte. Con l'uscita proprio di Caracappa, l'ingresso di Alessandro Costa, altro ex Cus Palermo, che dunque scende in campo. Riprende il gioco per quelli che sono gli ultimi 4 minuti e mezzo più un recupero. E si parte con Valenti che la palla tra i piedi, la lancia lunga verso le sue punte. Di testa Pennisi, poi di testa Greco, ancora si lotta. Petrullo la serve su Alessandro Costa, affrontato, fermato col fallo da Minacori. E si gioca subito. Pennisi. Per la palla ancora sulla sinistra, Petrullo, si è mosso Picone, non raggiunto però poi pettinato, costretto a spazzarla, mentre c'è l'arcobaleno su Bagheria e c'è il Bagheria che può battere il fallo laterale. Con Cristian Costa, 3,5 più recupero. Petrullo. Florio partecipa anche lui all'azione offensiva. Giglio allarga su Viola. Poi la sponda di Alessandro Costa non perfetta, arriva Flores ma c'è Giglio. Giglio va in mezzo, allontana Esposito che si sacrifica con i compagni. Poi Pennisi affrontato da Bennici, passa in mezzo a due, bella giocata qui. Poi Flores con l'entrata regolare, direttore di gara, che sembrava fischiare e poi non fischia più. Minacori però fermato. Si rialza Pennisi e Cannizzaro va da Picone, poi Ballariano. Palla larga, arriva a tenerla in campo in qualche modo Picone. Scambio con Petrullo, ancora Picone, passa dal centro, c'è Ballariano. Pennisi. Non va a fare la punta Pennisi, a volte l'ha anche fatto in carriera quando indossava le sue precedenti maglie, ovvero sia Super Giovane e Bagheria 90-011, naturalmente relativamente a questo girone. Qui c'è la chiusura con Pennisi che recupera una bella palla, poi c'è il lancio di Petrullo, la palla che arriva in qualche modo per la conclusione, che sorvola la traversa, ci ha provato Vetrano. Rientriamo, siamo praticamente in recupero di questa sfida, mentre arriva il diluvio. L'avevo detto che poteva essere una variante nel finale di gara e alla fine puntuale
Su Bagheria si abbatte l'acquazzone in attesa della segnalazione del recupero. Con il calcio di punizione battuto da Calaiò. Pallone che arriva dalle parti di Manfred. Poi in qualche modo Alessandro Costa, servito da Viola, perde palla. Allora attenzione a Flores che riparte. Minacori. Flores ancora a cercare Minacori. Intervento e poi palla che finisce direttamente oltre la linea laterale da parte di Viola. Rimessa per Peppe Tedesco. Manfred anticipato, poi Ballariano prova ad arrivare, si lotta anche con Esposito, poi Flores col fallo. E la punizione per Petrullo. Petrullo se ne va perché vuole batterla Cannizzaro e vuole tutti più avanti possibile, ma la linea è altissima del fuorigioco da parte del Licata, praticamente a 40 metri dalla porta quasi. Fischia l'arbitro, va Cannizzaro. Prova a staccare Pennisi, viene anticipato, allora vediamo se riparte il Licata, ma Esposito la sparacchia più lontano che può. Cannizzaro subito a cercare a trovare Ballariano. Ballariano dribbla ed esce palla al piede. Poi il tocco per Viola che va a lanciare. Pennisi ormai fa la punta aggiunta, colpisce testa ma non colpisce bene. Poi torna sul pallone, fallo, punizione per il Bagheria. E c'è Greco a terra. Punizione per la squadra di Tomasello, l'arbitro alza il fischietto, che significa fischio io e occhio a questa punizione. Sono praticamente tutti all'interno, al limite dell'area di rigore, tranne Petrullo che andrà a mettere in mezzo, tranne Picone che si è sganciato e tranne Minacori che fa la barriera. Sono praticamente tutti al limite dell'area di rigore, la linea ancora altissima del fuorigioco del Licata, forse Petrullo cerca anche la porta. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Petrullo che effettivamente la porta la cerca, anche cercando una deviazione che non arriva. Poi Ballariano col controllo che alla fine è un assist per Manfred, ma ancora Ballariano si fionda sulla palla, conquista calcio di punizione. Il cuore di questo ragazzo è veramente incredibile. Qui si è fiondato su un tir in corsa che Vincenzo Manfred calza la gamba e conquista la punizione, che viene adesso battuta da Petrullo. Petrullo gioca corto su Ballariano, ma è un'idea non perfetta. La palla arriva comunque a Pennisi, che prova ad andare sul fondo contro Bennici, che guadagna calcio di punizione. È la giocata più importante della partita di Bennici. Con Pennisi che protesta, viene ammonito, il terzo della partita, dopo Micchi e dopo Merola. Ma qui non l'ha gestita bene la punizione il Bagheria, che tocco troppo lungo di Petrullo, che di fatto ha mandato la palla in pasto agli avversari, adesso pettinato con tutta la calma del mondo. Se ne va e lascia che sia Valenti a battere. Fischia l'arbitro per la battuta della punizione affidata proprio al portiere del Licata, che va a lungo, ma per l'arbitro basta così. L'ha vinta di cuore e con esperienza il Licata, che spugna il Comunale di Bagheria con i gol di Palmisano e di Arario. Non basta, una grande prestazione al Bagheria che l'aveva pareggiata con Petrullo, ma alla fine la capolista vince e scappa, forse in maniera decisiva, per la conquista del campionato. E allora, ribadendo il punteggio finale, Bagheria 1, Licata 2, vince e se ne va la capolista. Da Francesco Cammuca, dallo stadio comunale di Bagheria, innaffiato dalla pioggia, è tutto.
alla prossima!